Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. The Times, They Are a Changing, e Bob Dylan aprirà la 50ª edizione cinquantennale dell'Umbria Jazz il prossimo 7 luglio, come abbiamo visto. Intanto però dobbiamo ringraziare Federico Borsari in regia, curatore anche delle scelte musicali sulla base del calendario quotidiano. Moriva oggi, nel 1736, Giovanni Battista Draghi, detto Pergolesi, grande musicista nato a Iesi nel 1710, del quale abbiamo ascoltato, vissuto molto poco ma ha prodotto capolavori. Abbiamo ascoltato un paio di brani questa mattina: Lo frate innamorato, il primo brano, e poi un concerto per violino in si bemolle maggiore. Intanto do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i giovedì, a Emanuele Boffi, direttore di Tempi.it, il sito online, il mensile, che questo mese ha, e tra l'altro ha in copertina un tema caldissimo del quale si continua a parlare: il suicidio elettrico, come titola Tempi in copertina, cioè la questione della messa al bando dei motori a benzina e diesel. Intanto buongiorno Emanuele, grazie per essere con noi. Ciao Giulio, buongiorno a tutti. Allora, mi permetto di ricordare che è facilissimo abbonarsi a Tempi, basta andare sul sito tempi.it ed è molto facile abbonarsi a Tempi, e si fa una cosa molto utile per se stessi innanzitutto. In copertina avete messo, dicevo poco fa, questa questione della messa al bando in Europa dei motori a benzina e diesel nel 2035. Un vero disastro, scrive Tempi, no? Nessun vantaggio ambientale, soltanto guai per la nostra economia, e ci consegniamo alla Cina. Con 3 frasi avete detto tutto sostanzialmente, però la questione non è archiviata per niente. Sì, noi abbiamo intervistato Marco Bonometti, che è uno dei big dell'automotive in Italia. Tra l'altro Bonometti nell'intervista mette in chiaro che al di là delle quali saranno le scelte dell'Europa, per lui cambia poco, perché produce parti dell'auto che comunque non riguardano il motore, quindi dal punto di vista, diciamo, degli affari per lui cambierebbe poco, però al tempo stesso è molto preoccupato per queste decisioni europee, perché appunto, come hai detto tu e come dice lui a noi, con la messa al bando dei motori a combustione l'Europa si comporta, diciamo così, da tafazzi, per usare un'immagine, cioè Sì. si autodistrugge e di fatto fa un grandissimo favore alla Cina. E quindi la domanda fondamentale è: ma perché facciamo questo? Visto che da un punto di vista ambientale, per quanto riguarda la nostra terra, non ci sarà nessun vantaggio o vantaggi, diciamo così, ridicoli. E quindi perché distruggere un comparto industriale così importante? Pensiamo soltanto alle ricadute sociali che potrebbe avere una cosa del genere. Quindi Bonometti è molto duro rispetto a queste decisioni europee, soprattutto perché dice sono ideologiche. Tu di fatto non porti nessun beneficio all'ambiente o benefici davvero ridicoli, intanto la Cina continua allegramente a inquinare. La stessa cosa fanno gli Stati Uniti, che da questo punto di vista sono più furbi, diciamo, dell'Europa. Non si capisce perché quindi noi europei vogliamo andare a sbattere contro un muro. Quindi l'intervista a Bonometti è da leggere, perché è brillante e è dura, e soprattutto chiede conto, diciamo così, alla nostra politica di queste scelte. Ecco, Bonometti è stato presidente della Confindustria Lombarda dal 17 al 21, no? Qui parla come imprenditore e produttore di componenti e soluzioni per l'industria dell'auto, no? 3.500 dipendenti, l'ho ricordato in apertura dell'intervista, 770 milioni di fatturato, presente in tutto il mondo. Va detto che lui mi sembra molto più duro di quanto non facciano i suoi colleghi dell'attuale Confindustria, o no? Assolutamente, anche io ho questa impressione, ma da questo punto di vista appunto noi lo riteniamo un po' più interessante, perché rispetto alle parole felpate, diciamo, che sentiamo spesso dire dai suoi colleghi, Bonometti è molto più libero, forse anche perché, diciamo così, non ha più un incarico, ma in realtà lui è una persona molto, molto schietta. E a me piace questa cosa, nel senso che mette sul tavolo delle questioni e chiede delle risposte, ecco, non cerca sotterfugi, non cerca di cambiare discorso.
E effettivamente, ovviamente noi di Tempi condividiamo molto la sua impostazione, perché questa visione green a me sembra veramente molto, molto, molto ideologica. La vediamo sull'auto, lo Sulle vediamo case. anche sulle case, in questi giorni se ne è parlato tanto, anche in Italia. L'altro giorno il ministro Pichetto Frattini ha detto comunque quello che vuole farci fare l'Europa, noi non possiamo farlo, cioè non possiamo neanche metterci a discutere se farlo e come, noi non possiamo farlo, bisogna cambiare queste regole. Speriamo che, visto che tra poco, nel giro di un anno si voterà in Europa, si possa cambiare questa maggioranza, perché mi sembra davvero che la maggioranza verde socialisti ci stia portando verso un baratro, verso un suicidio elettrico, un suicidio green più in generale, potremmo dire. E allora, un altro tema lo affronteremo poi più tardi con Stefano Candiani alle 10, Commissione Politiche dell'Unione Europea, c'è una serie di audizioni su quell'altra questione green, no? Le case che tu citavi poco fa, l'efficientamento energetico delle case, che è un altro grosso capitolo molto preoccupante per i cittadini, perché siamo il paese nel quale, bene o male, ancora esiste una proprietà privata immobiliare che è il frutto del lavoro anche di generazioni precedenti, e quindi tutti ci tengono, ovviamente, naturalmente. Non vorremmo fare la fine degli homeless, diciamo così, dei senza casa a un certo punto, no? Anche perché uno si domanda inevitabilmente, Emanuele, che modello, oltre che economico, anche antropologico, cioè che visione dell'uomo c'è dietro a tutte queste scelte? È una domanda, No, no? hai centrato il punto. Infatti, secondo me è proprio questa la questione. C'è una visione per cui l'uomo è solo un consumatore, quindi deve soltanto consumare, da un punto di vista anche appunto antropologico esistenziale, un consumo che si deve ridurre al presente. Quindi io consumo quello che ho a disposizione. Quindi anche una visione antropologica in cui il lavoro non conta niente, perché l'unica cosa che conta è consumare cose che hanno fatto altri che nel frattempo si arricchiscono, e noi invece al contrario ci diventiamo sempre più poveri. E poi una visione antropologica che non ha rispetto del passato. Tu citavi il caso delle case, ma Sì. se pensiamo, la casa non è soltanto il posto bello dove noi abitiamo, è anche il posto che è costato sforzi, fatiche, impegno, anche se vogliamo vederlo in positivo, inventiva, creatività. I nostri padri, i nostri nonni, quante fatiche hanno fatto per costruire una casa, e la casa è il posto dove noi abbiamo abitato, ma anche il posto che è stato frutto di sacrifici, no? Quindi legato alla casa c'è proprio anche una concezione della vita che riguarda sia il passato sia il futuro, cioè io consegno qualcosa ai miei eredi, ed è una consegna che è frutto del mio lavoro. Invece togliere, diciamo, questi aspetti dalla vita è proprio figlio di una concezione dell'uomo per cui vale solo il presente, una concezione effimera, come direbbero i greci, no? Cioè la parola significa ephemeros, che dura fino a sera, e invece noi abbiamo una concezione diversa, cristiana potremmo dire, cioè legata sia al passato sia al futuro e anche al presente, ma non solo al presente. Ecco, a proposito di effimero, che poi forse non è tanto effimero perché è ciclicamente presente, anche Tempi.it apre stamani con la questione della Silicon Valley Bank, del crack bancario, si è aggiunto Credit Suisse, e del comportamento delle banche centrali, tanto quella americana quanto quella europea. C'è il pezzo di Rodolfo Casadei in apertura in questo momento su Tempi.it, e tutti i quotidiani di stamani parlano dell'aggiunta ulteriore della vicenda Credit Suisse. Secondo te, Emanuele, siamo di fronte a un déjà vu o c'è qualcosa di nuovo? Perché dicevo prima, ciclicamente emergono queste storie di speculazioni bancarie, scoppi di banche, crisi, contagi, timori di contagi, che poi in realtà sono quasi sempre, spesso diciamo, regolamenti di conti che passano molto sopra le teste di chi c'ha la casa di cui sopra, cioè delle persone normali o no, per Sì, quanto abbiano sì, poi sì. molto riflesso sulla vita delle persone normali, perché determinano anche scelte di politica economica che un peso ce l'hanno, e come, sulla vita di ogni giorno.
Allora, qui noi abbiamo intervistato Domenico Lombardi, che è un economista che ha lavorato per tanti anni al Fondo Monetario Internazionale, perché appunto, come dicevi tu, effettivamente sono questioni che riguardano anche regolamenti di conti tra banche e banche centrali. Lombardi fa notare questa cosa, cioè dice innanzitutto che un rischio contagio, soprattutto in America, è possibile. Quindi questo può capitare. Si tratta, per quanto riguarda la banca americana, di una banca medio-piccola, però siccome le banche sono interconnesse fra di loro, il contagio esiste. D'altro canto, dice, dal punto di vista europeo il contagio invece è potrebbe essere molto più limitato, per il semplice fatto che l'Europa rispetto all'America ha un sistema di controlli molto più rigido, quindi questo dovrebbe in un certo senso preservarci. Poi sai, l'economia, noi sappiamo molto spesso che niente era previsto e poi all'ultimo minuto invece succedono delle cose, quindi anche quello noi andiamo sempre con i piedi di piombo, perché troppo spesso è capitato che le previsioni sicuramente succederà così e poi il giorno dopo succedeva il contrario. Infatti anche da questo punto di vista Lombardi fa notare che la cosa che l'ha sconcertato di più è stata che la stampa specializzata ha trattato veramente con i guanti questa banca, no? La SVB, e invece poi il giorno dopo scoppia, viene giù e si scopre che tutto quello che era stato scritto diciamo non era proprio esatto e preciso. Ecco Emanuele, altro tema che prendo dalla home page, in questo caso dopo aver citato però anche il mensile vero e proprio, no? Che insomma se volete documentarvi per bene sulla questione del suicidio elettrico, penso che sia opportuno dare una lettura a Tempi. Su tempi.it stamani, diciamo, tra gli altri articoli c'è un bel pezzo, lo firma Roberto Presilla, sulla questione dell'intelligenza artificiale. Sono usciti numerosi, diversi articoli su questo tema negli ultimi tempi, no? Pare che vada molto di moda interrogare ChatGPT, fammi questo, fammi quell'altro. Oggi c'è un bel pezzo anche di Gianni Macheda su Italia Oggi. In pochi secondi ChatGPT gli ha scritto un programma meglio di un congresso. La domanda era, anzi il compito era, qual è il sistema fiscale che garantisce meglio che i ricchi vengano tassati di più e i poveri vengano tassati di meno? È la bella domanda che ha posto Macheda e di cui dà conto su Italia Oggi di stamani. Ha scritto un programma meglio di un congresso e riesce anche ad essere cerchiobottista, cioè molto umana in questo, no? L'intelligenza artificiale, un colpo al cerchio e uno alla botte. Tra l'altro, questo software oggi potrà anche analizzare le immagini, è una delle novità che erano state riscontrate come lacune da parte degli utenti. Questo programma comincerà ad usare anche le foto. Detto questo, e tornando all'articolo, al bell'articolo su Tempi, insomma, Presilla pone un problema interessante. Lo strano caso dell'intelligenza artificiale, ecco qua il titolo che c'è sott'occhio, che sa batterci ma non sa giocare. Il problema non è se le macchine ci soppianteranno, ma perché alcuni sentano il bisogno di sostituire decisioni umane con scelte giustificate dai famosi algoritmi. Allora, uno viene in mente la prima risposta è perché risparmi, perché se al posto mio e tuo ci fossero 2 algoritmi, sarebbero 2 stipendi in meno, no, da pagare, o sbaglio, tra le altre cose. Cioè, no, allora, queste sono macchine straordinarie, no? Cioè, sono macchine che davvero sanno fare tutto. Adesso c'è questo caso appunto divertente di ChatGPT e restano sempre macchine, cioè io posso chiedere a ChatGPT di scrivermi un articolo in cui sostiene che che il Milan è più forte dell'Inter e ChatGPT mi scriverà un articolo perfetto sotto questo punto di vista. Gli posso chiedere di scrivere un articolo in cui sostenere che l'Inter è più forte del Milan e mi scriverà sempre un articolo perfetto. Quindi appunto la macchina non è intelligente nel senso come noi lo intendiamo. L'altro esempio che si fa spesso e che torna anche un po' in questo articolo che noi abbiamo da Vita e Pensiero, peraltro tratto da Vita e Pensiero, è intendersi bene che cosa vuol dire intelligenza. Cioè tu puoi insegnare a una macchina a giocare a scacchi o giocare a Go, il gioco cinese di tattica, no? Però non gli puoi insegnare ad esempio a perdere, e questo è un esempio interessante, nel senso che un padre che gioca con il figlio a scacchi può anche perdere,
può decidere di perdere perché così il figlio possa, come dire, essere incentivato, no, a imparare a giocare a scacchi, perché è chiaro che il figlio deve vincere qualche volta, il padre deve lasciar vincere il figlio. Questa è un'intelligenza che la macchina non ha. La macchina è programmata solo per vincere. E seconda cosa che fa notare Presilla, la macchina non ha autocoscienza, cioè la macchina esegue delle mosse, ma non ha autocoscienza, cioè non sa che il gioco degli scacchi serve a vincere. Conosce delle mosse, ma non conosce uno scopo. Una macchina non può darsi uno scopo, può conoscere una serie di mosse. Vabbè, insomma, sono tutti discorsi interessanti su queste cose delle... Io ho la vaga sensazione, Emanuele, che prima o poi arriveremo a una macchina che però sa anche fare molto bene o avvicinarsi molto bene a quelle cose lì, perché a furia di autoapprendere, di mettere dentro elementi, l'algoritmo si può perfezionare all'infinito. Ho anche la certezza che, come per esempio sta accadendo in Cina, in alcuni ambiti, poi se non lo si fa sarà una scelta politica, ma in alcuni ambiti, per esempio la giustizia, il giudice algoritmico potrebbe benissimo essere già applicato. Forse ecco, non lo si applica perché lì molto spesso la giustizia ha anche finalità che vanno oltre la mera applicazione delle leggi, dei codici, dei diritti della difesa e dell'accusa, delle prerogative, del codice di procedura. È la mia sensazione. Però insomma ci si avvicinerà. Hai detto una cosa giusta, appunto, è proprio così, cioè e questo è rischioso, no? Perché se noi pensiamo appunto che sia una vera e propria intelligenza, facciamo il caso della giustizia che hai fatto tu, affidiamo alla macchina il giudizio su un uomo ed ovviamente la macchina è molto meglio dell'uomo perché può elaborare molti più dati. Il problema è che non ha l'intelligenza dell'uomo, cioè in quel caso, nel caso del giudice come nel caso degli scacchi, potrebbe fare valutazioni, un uomo fa valutazioni diverse da una macchina, no? Potrebbe essere più duro nei confronti di una persona perché ci sono delle motivazioni extracodici che portano a questo e quindi dargli una pena più dura, o al contrario essere più morbido e valutare questioni che non ci sono nel codice e quindi dargli una pena meno forte. Appunto questa è la differenza tra noi e le macchine. Ecco, mi viene da fare un paragone rispetto a una notizia che abbiamo appena letto, un articolo che abbiamo letto poco fa in rassegna stampa, no? Il collega, l'amico Felice Manti si occupava, ed è uno dei pochi a farlo oggi, mi sembra, non è stato dato grande rilievo a questa notizia, la vicenda del capo della comunicazione del Montepaschi, Davide Rossi, che proprio 10 anni fa, il 6 marzo del 2013, vola giù dalla finestra del suo ufficio nella sede centrale della Banca Senese a Siena, a Montepaschi. Allora, manipolare la scena del crimine non è reato, ha stabilito la Procura di Genova che indagava dopo un'inchiesta delle Iene di Antonino Monteleone sul comportamento di 3 magistrati della Procura di Siena. Manipolare la scena del crimine non è reato, per cui si è stata chiesta l'archiviazione per questi 3 magistrati. La scena del crimine fu compromessa, perché prima che arrivasse la polizia scientifica i 3 magistrati hanno manomesso la scena del crimine, hanno spostato oggetti e non hanno fatto verbali. Io ho la sensazione, a prescindere adesso dal giudizio morale, che se avessimo affidato a una macchina, a un algoritmo, la valutazione di questa fattispecie, questi 3 non se la sarebbero cavata. Tu cosa dici? Sono d'accordo. Qui siamo questo è il bello e il brutto dell'intelligenza umana, cioè che appunto qui siamo nel teatro dell'assurdo, perché sostenere una cosa del genere è ovviamente assurdo. E quindi in questo caso sì, la macchina sarebbe stata più fredda, diciamo così, dell'uomo, e una cosa del genere non avrebbe mai potuto sostenerla. Allora, il tema è quanto mai affascinante. Io ringrazio Emanuele Boffi, direttore di Tempi, e consiglio caldamente, come faccio con tutto il cuore e la testa, a chi ci ascolta di andarsi a fare un giro su tempi.it e magari anche abbonarsi a Tempi, perché tra l'altro una volta poi, se tu sei d'accordo, te la butto là in diretta, ma mi piacerebbe raccontarla la vostra storia, perché è una storia molto interessante e credo unica nel panorama dell'informazione italiana. Un gruppo di giornalisti giovani, un gruppo di giovani giornalisti che si fa carico di una testata e in totale autonomia riesce a tenerla in piedi brillantemente e a fare un ottimo giornalismo. È il caso vostro, credo che sia unico nel panorama italiano.
Non so se sei unico, però insomma se fare una chiacchierata con te su questa cosa sicuramente mi piacerebbe, quindi accetto volentieri la tua proposta. Grazie, perché è veramente una bella storia. Grazie a Emanuele Boffi, direttore di Tempi. Buona giornata. Grazie. Emanuele. Avete ascoltato la